Il suo ultimo lavoro, dal titolo Il mistero delle tre lune, cimentarsi con il fantasy, con un fantasy che non è mai macabro, ecco, perché a me, devo dire, il fantasy non piace, ma il suo è più un mystery, è più un viaggio nella fantasia, piuttosto che un vero e proprio fantasy. E ci sono colpi di scena e ci sono rivelazioni una presa all'altra, oltre al finale che è emozionante, coinvolgente, per chi si commuove. Noi donne di solito lo facciamo, fa anche scendere qualche lacrima. Ecco, nell'ultima parte proprio questo mistero si confonde con quello che diceva prima, con il sogno, e ci sono proprio delle situazioni di suspense che tengono a vincolo il lettore. Ecco, la cosa bella di un libro, il libro secondo me è definito bello, quando non ti va di lasciarlo, cioè mentre lo leggi vuoi andare avanti innanzitutto perché chiaramente vuoi sapere come si sviluppa la storia, e quando chiudi il libro è come se volessi entrare nella storia e nella vita dei personaggi. Ecco, ti volevo chiedere da che cosa sei partita? Quindi è un romanzo tutto di fantasia o c'è qualche spunto autobiografico o anche, diciamo, di cose che hai vissuto o hai sentito? No, questa storia è il frutto di un sogno che feci molto tempo fa e che mi lasciò per molto tempo turbata. È un sogno dove la realtà si confondeva con la fantasia. Sicuramente Freud avrebbe saputo dare un senso a questo sogno, un significato, anche se per me non era poi difficile capirlo, in quanto lo feci proprio in un momento particolare della mia vita. È un sogno, certo non ricordo l'inizio, però c'è stata una scena che appunto mi ha turbata, mi è rimasta proprio impressa. E appunto mi trovavo a camminare sulla strada principale di un paese, peraltro a me sconosciuto, e avevo lasciato da poco dietro di me delle donne fatalmente vestite di nero e che indossavano delle gonne molto lunghe e dei bambini che giocavano a rincorrersi. All'improvviso ho sentito delle urla e vedevo queste donne correre e stringevano fra le braccia forte proprio questi bambini con il viso terrorizzato, cercando di nasconderli, chi nelle proprie case, chi dietro un portone, nelle botteghe. Addirittura c'erano donne che nascondevano questi bambini sotto la gonna e poi cercavano di proteggerlo col proprio corpo buttandosi giù per terra. Lo so che state pensando. Che ha mangiato Maria quella sera? Anzi, no? Giardino dell'Eden insegna, l'importante è riuscire a superare la parte negativa di sé, quindi la parte della strega, e far prevalere la parte del vecchio servo. Sì. Allora, parlaci un po' di questa strega, senza svelare troppo, perché sennò poi il libro spende. Allora, se Riccardo, Andrea e Rudy appartengono al bene, lei questo personaggio appartiene invece a Lina, appartiene invece al male. Alina è la vendetta, Alina è l'odio, Alina è la rabbia. Però io mi sono sempre chiesta questo, prima di iniziare poi a scrivere questo personaggio, dove, o meglio, quando finisce il bene e quando inizia il male. Di solito i bambini sono innocenti, no? Non conoscono l'odio, non conoscono la rabbia, non conoscono il male in sé per sé. Poi diventano grandi, si trovano le varie difficoltà della vita, si trovano a degli avvenimenti dispiacevoli, delle violenze gratuite. Esatto, si trova un mondo che invece è cattivo, è dominato dalla cattiveria. E di conseguenza c'è chi poi con la razionalità riesce a superare la cattiveria e ritorna sulla retta via, c'è chi invece rimane su quella via e può anche uccidere. Alina è questa, Alina era una brava ragazza, era una ragazza felice, amava la vita, lei era una vasaia, ogni volta che plasmava la creta
lei cantava, la sua voce era talmente melodica, così soave, che era amata da tutti gli abitanti. Ad Alina succede un fatto, una violenza gratuita. È lì che cambia Alina, non è più la brava ragazza, Alina diventa rabbiosa, diventa cattiva, vendicativa, ed è proprio lei che inizia una vendetta contro una dinastia, anche se poi saranno gli innocenti a dover metterci. Sì, il libro, per chi non l'avesse mai visto, ha una copertina che, non lo dico per piaggeria, io ho il difetto di essere sempre molto sincera, lei, voi non mi conoscete ma lei sì, che è veramente molto bello, non so se lo guardate, è cromatico, evocativo, poi peraltro non è stato, ecco, domanda, è stato fatto per il libro o esisteva già? Cioè, voglio dire, la persona, e poi diremo chi è che lo ha fatto, l'aveva fatto prima del Libro. Quindi non c'entra, cioè non è stato fatto ad hoc per il libro. Stranamente, se voi guardate, di solito quando si fa la copertina di un libro, si legge il libro ovviamente, però si guarda la copertina e il titolo, perché il titolo e la copertina devono essere proprio in simbiosi. Quando hai fatto questo disegno, a cosa pensavi? All'immagine. All'immagine. E i colori come li hai scelti? Perché questo è il mare oppure perché questo è il tramonto? Cioè, come ti è venuto in mente di fare questi colori? Con la figura. Ah, con una figura. E poi ne hai fatti altri di disegni? Sì, Ecco. stanno a casa. Stanno a casa.